Sui PFAS è necessario un intervento corale ed è necessario fare presto. Gioca una nuova carta la Regione Veneto che la prossima settimana presenterà alla Procura della Repubblica i dati degli ultimi rilevamenti compiuti nelle acque del Po. I risultati sono tristemente noti. Presenza di PFAS nelle acque in quantità di 100 volte superiori a quelle riscontrate nelle zone inquinate della provincia di Vicenza per il C604, PFAS di nuova generazione, quantità di quasi 2000 volte superiori. Una lotta contro i mulini a vento, quella che sta combattendo il Veneto, perché è limitata al singolo territorio regionale. Per questo, come ribadito più volte dal presidente del Veneto Zaia, è necessario un intervento con limiti nazionali. Di pochi giorni fa l'allarme inviato a tutte le regioni lungo l'asta del Po, adesso la richiesta di un intervento da parte della magistratura. È nostro preciso dovere, puntualizza il commissario delegato Nicola Dell'Acqua, perché nessuno minimizza quanto è accaduto, ma non ci si può bendare gli occhi davanti a ulteriori tipi di inquinamento.